Telespettatori e telespettatrici di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Domenica 30 luglio ritorniamo in diretta dopo la lunga diretta di questa mattina. Siamo partiti alle 10:30 con il collegamento da Pian del Cansiglio, dove è in corso la festa per i 50 anni della Trevisani nel mondo, che festeggiano oggi anche la 30ª edizione del Cansiglio Day. Avete visto la messa solenne celebrata dal vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, e più tardi nel corso del nostro telegiornale torneremo a collegarci con Pian del Cansiglio, con il nostro Lucio Zanato, per parlarci di questa giornata davvero speciale per l'Associazione Trevigiani nel mondo e per tutte quelle decine di migliaia di trevigiani che hanno lasciato negli anni la Marca per andare appunto a catar fortuna, come si diceva nel mondo. Saranno molte le testimonianze che vi proporremo nel corso del nostro notiziario, ma cominciamo subito con la cronaca. Era stata annunciata ed è arrivata un'altra perturbazione, ha interessato tra la notte e l'alba anche la nostra regione. Erano annunciati dei forti temporali localizzati e gli eventi più gravi si sono registrati nella notte nel Veronese, in particolare proprio anche a Verona città, dove sono state abbattute una quarantina di piante, alcuni tetti sono stati scoperchiati e una decina di semafori sono stati divelti. La polizia locale ha chiuso in particolare Viale Piave, la via di accesso dal casello di Verona Sud dall'autostrada Milano-Venezia, a causa della presenza di amianto sulla carreggiata, amianto staccatosi da pezzi di un tetto scoperchiato nella zona. L'azienda specializzata sta per intervenire appunto per la rimozione di questo amianto. Deviazioni al traffico sono in atto in varie strade della città di Verona. In alcune i vigili del fuoco sono in azione con i volontari dell'Associazione della Protezione Civile provinciale e comunale. La situazione è monitorata dalla centrale operativa della Polizia Locale, che invita i cittadini ad evitare per le prossime ore di frequentare parchi ed aree verdi prima della verifica sulle condizioni di sicurezza delle piante. Stiamo vedendo proprio in queste settimane come molti alberi siano appunto pericolosi e siano proprio gli alberi caduti una delle principali ragioni dell'emergenza che ha interessato il nostro territorio, oltre ovviamente a quella della grandine. Gli interventi per quanto riguarda appunto la città di Verona sono coordinati dall'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi, in contatto con la protezione civile. Ed ora la cronaca ci porta nel Bellunese con la notizia di una tragedia che si è verificata ieri sera a La Valle Agordina. Verso le 20:30 il soccorso alpino è stato allertato per una persona precipitata in un dirupo sopra la frazione di Noac. Si tratta di un uomo di 57 anni di La Valle Agordina che era salito assieme ad un'amica di famiglia al belvedere della frazione che domina appunto la vallata. Si erano seduti su una panchina ad ammirare il panorama. L'uomo si è sbilanciato all'indietro ed è precipitato nel vuoto, ruzzolando per parecchie decine di metri. La donna ha immediatamente chiamato i soccorsi, ha fornito le coordinate del luogo. Sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del SUEM di Pieve di Cadore con l'elicottero che con l'ausilio di un verricello, state vedendo appunto le immagini che ci hanno inviato, con l'aiuto di un verricello di 40 metri hanno calato appunto nel burrone tecnico di elisoccorso e medico. Purtroppo però per il 57enne non c'era nulla da fare. L'uomo appunto caduto per una ventina di metri da un salto di rocce, poi ruzzolato per altri 30 nel bosco ripido, non ce l'ha fatta. Fatali i traumi che ha riportato nella caduta. I soccorritori quindi sono scesi tra la vegetazione, hanno recuperato la salma che è stata
riportata a valle. Ancora cronaca, siamo a Verona, dove un uomo ha aggredito la moglie a pugni, è stato arrestato dalla polizia. Nonostante avesse il divieto di avvicinamento, quest'uomo, uno straniero, 49 anni, originario dello Sri Lanka, ha aggredito la moglie ed è stato arrestato dalle volanti della polizia. Era stato colpito da un'ordinanza di custodia cautelare messa nei suoi confronti dal Tribunale Iberico in sostituzione di quella già in vigore del divieto di avvicinamento alla moglie. Gli agenti sono quindi intervenuti presso l'abitazione della donna, scoprendo che l'uomo era stato denunciato all'autorità giudiziaria in quanto, violando il divieto di avvicinamento disposto dal Tribunale, si era recato a casa della consorte con una scusa per poi aggredirla a schiaffi e pugni. L'episodio ha pertanto indotto i giudici ad adottare un provvedimento restrittivo più grave, disponendo la custodia cautelare in carcere. Ed ora un altro tema, parliamo di un altro tema che sta mettendo in agitazione tutte le amministrazioni comunali della nostra regione, ed è il tema del taglio ai fondi del PNRR previsti appunto per i comuni. Oltre 13 milioni destinati ai comuni sono stati definanziati dal governo, dal PNR, con ormai tutta una serie di opere pronte a essere cantierizzate. Di situazione difficilissima parlano i sindaci. Sentiamo. Per noi è un dramma, cioè non è possibile adesso farci fronte con risorse nostre, assolutamente, perché 5 milioni sono 5 milioni. È un fine settimana da fiato sospeso per i sindaci veneti e trevigiani dopo l'annuncio di revisione del PNRR fatto dal ministro per gli affari regionali Raffaele Fitto, con il definanziamento di 13 milioni di euro destinati ai comuni, che in questi mesi hanno fatto fronte con risorse proprie agli aumenti legati ai materiali, ma ora rischiano di veder svanire la vera sostanza economica degli investimenti previsti. Abbiamo integrato quei quadri di spesa che pagano il dazio dell'aumento dei costi delle materie prime, e adesso, sul più bello che i lavori stanno partendo, arriva questa tegola. Io mi auguro che provvedano insomma a trovare un rimedio, così come è già stato ventilato in qualche modo, perché non è assolutissimamente accettabile, dopo un paio d'anni di lavoro, tempo e risorse messe in pista, arrivare alla linea di partenza e vedere la gara annullata. Nel capoluogo Treviso ci sono in ballo 107 milioni di euro per opere considerate strategiche, dalla riqualificazione dell'ex caserma Salsa al restauro delle mura cinquecentesche. Per noi potrebbe essere veramente una tragedia. Io non voglio pensare che si possa far marcia indietro da questo punto di vista, anche perché ci hanno fatto correre così tanto per arrivare alla progettualità, al definitivo, all'inizio lavori. Dobbiamo rendicontare entro il 2026, Treviso è perfettamente in linea con i tempi dati e io veramente non voglio neppure pensare che ci possa essere uno slittamento. Ci troveremo a dover indebitare i comuni per rispondere comunque a delle esigenze del territorio che avevamo trovato attraverso il PNRR. Solo per il comune di Cessalto si parla di 3 milioni di euro. Che è una cifra esorbitante, è praticamente un bilancio di un anno. Paradossalmente, chi non aveva ottenuto ingenti stanziamenti tira quasi un sospiro di sollievo. Col senno di poi, fino all'altro giorno ero un po' dispiaciuta di non aver preso un contributo PNRR da 5 milioni insieme ad altri comuni limitrofi, che era sulla riqualificazione urbana, e scopro adesso che poi di fatto ora in questo momento non ci sono più, perché facevano sicuramente parte di quei 13 miliardi insomma, che sono stati stralciati di fatto. Ma che si tratti di qualche centinaio di migliaia di euro o di milioni, l'auspicio è unanime. Io spero che lunedì ci sarà un chiarimento su questo, perlomeno per le opere che sono già state insomma appaltate, ecco. E su questo tema abbiamo sentito il direttore di ANCI e UPI, Carlo Rappicavoli, che parla di ennesimo episodio di scollamento tra ministeri ed enti locali. Dopo la conferenza stampa del ministro Fitto del 27, è chiaro che il giorno dopo
e appena letti i giornali o sentite le notizie, i comuni erano tutti a chiedere spiegazioni. E spiegazioni finora senza risposta le hanno chieste al Ministero anche l'ANCI e l'UPI Veneto. Comuni e province in fibrillazione dopo l'annuncio del ministro Raffaele Fitto di rimodulazione del PNRR, operazione che toglierebbe dal piatto fondi destinati ai territori per 13 miliardi di euro, senza dare garanzie sulle fonti di finanziamento alternative. L'annuncio della proposta di revisione fatta dal ministro Fitto ha creato parecchio sconcerto e preoccupazione fra i sindaci. Molti cantieri sono già avviati, ci sono tante gare in corso e è chiaro che una volta che ci sono i contratti già stipulati, il comune deve avere la certezza della fonte di finanziamento e anche dei tempi, perché ci sono i stati di avanzamento dei lavori, cioè ci sono le imprese che devono essere pagate. E in più ci sono tutte le questioni procedurali. Se cambiano le regole in corsa, i comuni non sanno più quale regola applicare. E un'altra questione molto importante, ci sono dei bandi che sono pubblicati in fase di aggiudicazione, i comuni si chiedono se devono andare avanti oppure no. Per non perdere il treno del PNRR, i comuni veneti sono stati rapidi a mettere in campo progetti e avviare iter. Si parla di lavori per 1 miliardo, ora però questa solerzia rischia di trasformarsi in un boomerang. Sono più di 300 comuni che hanno ricevuto piccoli o grandi finanziamenti che si sono attivati perché c'era da rispettare i tempi di aggiudicazione imposti dal PNRR. È chiaro che a questo punto la scelta diventa difficile, perché se ci si ferma con le gare, poi c'è il rischio che se questa rimodulazione non viene approvata così come annunciata, si rischia di non rispettare più i tempi e di perdere il finanziamento. Se invece la gara si va avanti e si continua con l'aggiudicazione, con lo svolgimento dei lavori, bisogna avere la certezza del finanziamento. E quindi a questo punto quello che si chiede è un chiarimento urgente da parte del governo. In attesa che l'esecutivo dia delle direttive precise, resta l'amarezza per l'ennesima prova dello scollamento tra il centro e i territori. Cambiano i governi, ma a sostanza non cambia. A livello ministeriale dovrebbero tener conto delle criticità o delle esigenze operative che l'amministrazione locale ogni giorno vivono e verificare prima di proporre una modifica normativa quali sono le conseguenze, per poi evitare ogni volta di dover fare delle rettifiche successive, però mandando nel caos tutti gli uffici. Un tema dunque caldo del quale torneremo a parlare anche nei prossimi giorni. Ora vedo che si è collegato il nostro primo ospite e lo ringrazio per essere con noi. Buona giornata e benvenuto ad Andrea Gallo, comandante della Polizia Locale di Treviso. Buongiorno comandante. Buongiorno e grazie per l'invito. Grazie a lei per essere con noi. Allora, una giornata di festa oggi, nel fine settimana, diciamo che per moltissime persone segna l'inizio delle vacanze, le città si svuotano, ma non viene meno, anzi, il lavoro della polizia locale, tra controlli nelle strade, nei quartieri, nelle piazze. C'è stato anche un incidente stradale proprio di questa mattina, fortunatamente senza gravi feriti. Quali sono, diciamo, i dati che siete in grado di darci su questa attività, insomma, di questi mesi estivi, comandante? Beh, guardi, innanzitutto devo precisare che questa mattina sì, c'è stato l'ennesimo incidente stradale, perché per noi è veramente un bollettino di guerra. Abbiamo fatto, proprio in vista di un bilancio dei primi 6 mesi degli incidenti stradali, abbiamo fatto una statistica e abbiamo, rispetto ai primi 6 mesi del 2022, un aumento di ben il 14% rispetto ai dati dell'anno scorso. Quindi siamo passati da 202 incidenti del 2022 a 230 incidenti solo nel primo semestre. Quello che state facendo vedere è l'ultimo incidente, quello di questa mattina, e una notizia che mi è stata passata pochi minuti fa è che il conducente, un 31enne residente in provincia di Pordenone, aveva un tasso alcolico di ben oltre 2 grammi al litro, quindi era in stato non di ebbrezza ma di completa ubriachezza. Ovviamente è stata ritirata la patente, il veicolo è stato messo sotto sequestro, sarà poi confiscato e la patente sarà revocata come è prevista dalla normativa vigente. Ecco, che ora era, comandante, e dove siamo? Così facciamo capire anche a chi ci sta seguendo da casa. Siamo all'altezza di Varco San Bartolomeo ed è successo, vedo dai dati che mi ha passato la centrale operativa, verso le 8:30. Abbiamo chiesto, ovviamente gli operatori hanno chiesto da dove provenisse, ha confermato, facendo anche un po' fatica a parlare, immaginiamo lo stato di ubriachezza, quindi fortunatamente è stato bloccato, quindi proveniva, diceva, da Jesolo, da una festa a Jesolo, si era fermato comunque in un paese vicino a Treviso per continuare i festeggiamenti e ha preso completamente il palo semaforico, non ha avuto danni fisici
però naturalmente questo suo comportamento e questo reato sarà segnalato immediatamente alla Procura della Repubblica. Quindi possiamo dire davvero che è andata bene, perché alle 8:30 del mattino, insomma, di gente in giro ce n'è. Una persona che si mette alla guida con un tasso alcolico del genere davvero ha un'arma in mano al posto della macchina. Pensiamo solo che è partito da Jesolo per venire poi a Treviso, evidentemente aveva degli amici da raggiungere, e pensiamo il pericolo, questa bomba che è partita da Jesolo ed è arrivata fino a Treviso. Fortunatamente il destino ha voluto che in quel momento in cui questa persona è fuoriuscita di strada non ci fosse nessuno, perché lì tra l'altro c'è anche un passaggio pedonale, non c'era nessuna bicicletta, nessun pedone, per cui diciamo che un po' di fortuna ha aiutato non solo questo signore, ma diciamo le persone che a quell'ora possono circolare, ce ne sono ancora tante che girano alle 8:30 in quella zona lì, che è una delle zone veramente più frequentate di Treviso. Ecco, comandante, lei parlava dunque di un aumento del 14% degli incidenti, che è davvero tanto in una città appunto come quella di Treviso. Qual è sostanzialmente la tipologia più frequente di incidenti che stanno vedendo appunto aumentare i numeri in maniera così consistente? Guardi, la causa principale, come abbiamo ripetuto più volte, è sicuramente la distrazione dovuta dall'utilizzo del cellulare, che significa non solo telefonare ma anche rispondere e leggere messaggi. Sappiamo solo che leggere o scrivere un messaggio mentre si guida significa guidare ad occhi chiusi per almeno 50-60 metri. Quindi possiamo pensare alla gravità di questi comportamenti, che noi ovviamente cerchiamo di arginare, di sanzionare con servizi sia in uniforme che in borghese. Sappiamo perfettamente che l'utente, appena vede la pattuglia in arrivo o in avvicinamento, a volte getta il cellulare sul tappetino in modo tale da non essere intravisto e intercettato dagli agenti, però comunque ha commesso un comportamento che civicamente ed eticamente è molto molto grave. Tra l'altro abbiamo fatto anche una statistica dell'ultima settimana. Quando parlavo prima di bollettino di guerra, effettivamente è così, nel senso che noi ogni giorno abbiamo almeno un incidente. Vado a leggere veramente in modo sintetico il bollettino di guerra dell'ultima. Iniziamo da lunedì con un incidente ciclomotore contro pedone, poi altri 2 incidenti sempre mercoledì 24, uno il 25 un furgone contro un pedone, il 26 un'auto contro una bici, il 27 un tamponamento in tangenziale con ben 4 veicoli coinvolti, il 28 un'auto contro un albero, una fuoriuscita autonoma, un altro incidente alle 15:48 e uno alle 15:49. Infine il 29 luglio una mancata precedenza in via Noalese e infine quello capitato ieri in piano centro storico con un mezzo per la raccolta di rifiuti che è finito contro una vetrina. Per cui è veramente un bollettino di guerra. Teniamo conto che tra l'altro, come ho letto, molti veicoli coinvolti sono i cosiddetti utenti vulnerabili, quindi pedoni e ciclisti. Una novità rispetto all'anno scorso è il coinvolgimento e un incremento del 200% di veicoli elettrici, parlo ad esempio di monopattini. Se l'anno scorso nel primo semestre c'erano solo 4 incidenti, di cui purtroppo uno mortale a marzo, con un procedimento penale che credo si sia concluso proprio nelle settimane scorse con la condanna del conducente del camion che ha investito e ucciso questo conducente di monopattino, quest'anno gli incidenti nel primo semestre sono già triplicati, siamo passati dai 4 dell'anno scorso ai 12 di quest'anno, quindi 7 con feriti e 5 senza feriti. Che cosa significa? Significa che la polizia locale, non solo di Treviso ma ovviamente anche di tutte le altre città e degli altri paesi, è coinvolta in via continuativa nel rilievo degli incidenti, questo anche per evitare che le altre forze dell'ordine possano essere in qualche modo distratte da attività per cui la polizia locale, diciamo, ha delle competenze prioritarie come la viabilità e il rilievo degli incidenti stradali. Certo. Comandante, un altro fronte che vi sta vedendo impegnati in questo periodo, ancor più dopo il comitato che c'è stato in prefettura mercoledì scorso, è quello di Piazza Borsa, con la decisione, no, di questo presidio sostanzialmente fisso a rotazione tra le varie forze dell'ordine dopo i diversi episodi che si sono verificati appunto nell'area. Anche ieri sabato pomeriggio ci sono stati dei momenti di tensione. Che cosa è successo, comandante?
Se la notizia che è stata pubblicata questa mattina da un quotidiano però va sicuramente ridimensionata, nel senso che ieri pomeriggio verso le 5:30 c'erano 2 agenti in pattuglia, poi si è aggiunto un'ulteriore pattuglia del pronto intervento e durante un'attività per noi normalissima, nel senso il controllo dei ragazzi che sono in quella zona lì, in modo particolare un ragazzino minorenne si è sottratto al controllo da parte degli agenti ed è corso via. L'agente che aveva chiesto i documenti a questa persona, a questo minorenne, nel girarsi è scivolato ed è caduto per terra. Da lì sembrava ci fosse stata resistenza, violenza nei confronti della gente, nulla di tutto ciò, perché peraltro io ho parlato personalmente con l'agente che è caduto e mi ha confermato dicendo che proprio per questo movimento improvviso fatto dall'agente stesso è inciampato nel porfido ed è caduto a terra. Fortunatamente non ci sono stati danni fisici per l'operatore di polizia locale. Per quanto riguarda invece il minorenne, al di là del fatto che tutta la zona è perfettamente videosorvegliata, è già stato identificato e in settimana verrà convocato in comando con i genitori per procedere nei confronti, perché comunque è una forma di resistenza il fatto di scappare di fronte a un controllo di polizia e quindi verrà deferito all'autorità giudiziaria per questo. Ecco, sentiremo i motivi di questa fuga, insomma. Ecco. Certo, perché poi una delle cose che diciamo lasciano effettivamente, come dire, sgomenti è il fatto che si tratti molto spesso di ragazzini davvero giovanissimi, addirittura alle volte anche sotto i 14 anni, che quindi forse magari non si rendono nemmeno conto, no, dei comportamenti che adottano, delle molestie che hanno magari nei confronti delle persone che si trovano a frequentare quell'area, a passeggiare, soprattutto magari il sabato pomeriggio, la domenica, no, comandante? Guardi, nei controlli di ieri, quella decina di ragazzi che sono stati poi identificati tutti, gran parte erano tredicenni. Quindi qui ci domandiamo veramente le famiglie dove sono, nel senso che ragazzini che frequentano il sabato pomeriggio Treviso, e va benissimo perché venire a Treviso se ci si comporta bene sono tutti benvenuti, però le famiglie che poi vengono convocate e chiamate dal comando per evidenziare i comportamenti, per ovviamente informare i genitori dei comportamenti dei propri figli, restano di stucco perché non sanno minimamente dove il sabato pomeriggio i propri figli sono in giro. Quindi questo è un grosso problema. Quando vengono tra l'altro in comando con i genitori, aspetti che si è bloccato un attimo il collegamento. Comandante diceva quando vengono al comando con i genitori, poi non l'abbiamo più sentita. Prego. Sì, quando vengono in comando con i genitori, da bulletti di fronte ai propri coetanei diventano degli agnellini e i genitori restano veramente stupefatti dei comportamenti che noi poi descriviamo e facciamo anche vedere, perché tutta Treviso è videosorvegliata, quindi non stiamo raccontando cose che non capitano. Quando ci sono questi comportamenti, gli stessi protagonisti e i genitori vedono quello che i propri figli fanno di fronte alle immagini che sono ineccepibili e oggettive, per cui restano veramente sorpresi. Quindi ci domandiamo e continuiamo a domandarci come mai le famiglie non sanno dove sono i propri figli il sabato pomeriggio o anche negli altri giorni della settimana, insomma. Già, è un problema quindi sicuramente che oltre che di controllo del territorio investe naturalmente molti altri settori, dalla scuola alla famiglia, a livello proprio educativo di questi ragazzini. Comandante, io la ringrazio davvero per essere stato con noi e per aver trovato il tempo, insomma, da dedicarci in questa giornata di festa di domenica. Grazie ad Andrea Gallo, comandante della Polizia Locale di Treviso. Una buona giornata a lei, grazie ancora. Grazie, buona domenica e buon lavoro a voi. Grazie, grazie. Noi ora ci spostiamo con la cronaca nel veneziano per registrare, ne abbiamo già parlato nel nostro TG di ieri sera, l'ennesima vittima sul lavoro. Si tratta di un operaio di 37 anni, originario e residente nel veronese, che 10 giorni fa era caduto dal tetto di una stalla in un'azienda agricola a Gardigiano di Scorzè e si è spento appunto dopo 10 giorni di agonia. Nella tragedia proprio 5 anni fa il fratello era morto sempre per un incidente sul lavoro in un cantiere stradale.
È spirato all'ospedale di Mestre 10 giorni dopo la caduta dal tetto di una stalla di Scorzè. Giuseppe Misitano, calabrese di origine, residente nel Veronese, è morto sul lavoro a 37 anni, come 5 anni fa era morto sul lavoro in un cantiere stradale suo fratello Pasquale. In Veneto quello delle morti sul lavoro è un angoscioso bollettino in continuo aggiornamento, un dramma senza fine anche nel veneziano. Sono già 7 da inizio anno i morti sul lavoro, una cifra inaccettabile, intollerabile. Migliaia le denunce per infortunio non mortale, numeri che portano la nostra provincia in cima a questa drammatica classifica. Come sindacato lo abbiamo denunciato più volte abbiamo chiesto impegni precisi dalle istituzioni. Per noi vuol dire assunzioni dei tecnici della prevenzione, assunzioni in tutte le funzioni che servono a fare le verifiche e i controlli. Secondo l'Osservatorio Vega Sicurezza e Ambiente di Mestre, i decessi rilevati in regione da gennaio a giugno 2023 sono 42 e pongono il Veneto al terzo posto in Italia dopo Lombardia e Lazio. 32 invece gli infortuni mortali in occasione di lavoro e 10 in itinere. Il segretario generale della CGIL Venezia, Daniele Giordano, chiede con forza un impegno che coinvolga tutte le istituzioni, tutte le forze sociali e tutte le forze politiche. Qualche settimana fa abbiamo sottoscritto nella prefettura di Venezia un protocollo che costituisce un osservatorio proprio sulla salute e sicurezza. Lo abbiamo fatto perché serve dare un segnale chiaro. La salute deve essere la priorità, l'obiettivo deve essere infortuni zero. A Mestre ora, dove è stato attivato dal Comune il nuovo piano della sicurezza proprio in concomitanza con l'arresto da parte della questura dei rapinatori seriali di via Piave. Sentiamo. Importante operazione della Questura di Venezia, della squadra mobile della Questura di Venezia, con l'arresto di 2 rapinatori che con taglierino e coltello minacciavano turisti e residenti per depredarli di tutto. Almeno 5 gli episodi di rapina aggravata commessi dai 2 rapinatori seriali lungo la zona di via Piave a Mestre, gli ultimi in ordine di tempo nemmeno 36 ore prima dell'arresto. Fondamentali per individuarli le telecamere di videosorveglianza comunali. Io porto i miei ringraziamenti agli agenti della Polizia di Stato che hanno fatto questo intervento. 637 le telecamere presenti in tutto il territorio comunale di Venezia. Collegate direttamente con la nostra centrale operativa al Tronchetto, la famosa Smart Control Room, di cui 385 solo in terraferma e 228, che è un numero per quanto riguarda l'area di Mestre. Telecamere comunque che sono sempre in implementazione, continuiamo con gli acquisti grazie sia ai finanziamenti del Comune e anche grazie al finanziamento del Fondo Sicurezza che viene dato dal Ministero dell'Interno. E dal mese di agosto rinforzata anche la squadra della sicurezza nel Comune con l'arrivo di nuovi agenti della locale. Abbiamo dal 1° agosto altri 40 agenti e poi a settembre verranno fatto il scorrimento delle liste per assumerne un'altra quindicina o 20 fino ad esaurimento delle liste. Con i rinforzi di telecamere e agenti anche più controlli, questo è il piano comunale per una città più sicura. Ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, tra poco restate con noi. E siamo di nuovo in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali, domenica 30 luglio. Torniamo quindi sulla piana del Cansiglio, dove è in corso la grande festa per i 50 anni della Trevigiani nel mondo. Questa mattina dalle 10:30 Antenna 3 in diretta ha seguito la manifestazione, poi la Santa Messa celebrata dal Vescovo Monsignor Michele Tomasi. Ci ricolleghiamo quindi con il nostro Lucio Zanato, con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Buongiorno Lucio. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, riprendiamo la diretta che abbiamo iniziato questa mattina alle 10:30 perché è il momento delle fotografie, come vedete, il momento dei saluti, il momento della presenza dei sindaci con gli emigrati, perché c'è questa è l'immagine, cioè le comunità che si rinsaldano tra di loro, un filo che non viene mai a mancare, un filo che in questo momento tende anche addirittura a rinsaldarsi, perché la notizia l'abbiamo già data ieri, è stata ribadita anche oggi, ovvero ci sono dei fondi del Ministero degli Esteri
numeri, per far sì che anche le seconde e le terze generazioni possano tornare nei luoghi dove i loro nonni, i loro padri sono partiti, per capire dove sono le loro radici. Allora cominciamo, però io con Nicoletta comincerei con Sua Eccellenza il Vescovo, vediamo se riusciamo, scusate dopo arrivo, allora passiamo per di qua con Nicoletta. Eccellenza, Pio scusami, ecco un attimo solo. Abbiamo Pio Dalcinde che oltre che essere uno storico fotografo si è fermato un attimo con il vescovo Monsignor Michele Tomasi, e adesso quindi lo riprenderemo tra un secondo, mentre proprio vado a prendere intanto il Presidente. Allora è finita il Presidente onorario. Il Presidente onorario, esatto. Siamo in diretta. Allora Presidente, soddisfatto di questa giornata oltre che di sole e di gente? Certamente sì, soddisfatto anche che sia accanto a me adesso il vicepresidente vicario. Ecco, lui ha svolto e conosce meglio di me questa associazione. Io continuo a chiedergli qualche aiuto, qualche suggerimento per quello che dobbiamo fare. Ecco. Mi pare che così tanta gente sia un bel segno, una bella ripresa che coincide fra l'altro con i 30 anni del Consiglio e con i 50 anni della nostra associazione. Ecco, in questi 50 anni, i prossimi 50 ci saranno le nuove generazioni di diciamo i figli, i nipoti dei nostri emigrati, che però continueranno ad avere un contatto con la loro terra natale grazie anche ai fondi del Ministero degli Esteri e non solo. Questa è una bella sorpresa, il fatto che ci siano tanti giovani discendenti di emigranti che ci chiedono di poter tornare a visitare il nostro territorio e i luoghi da cui sono partiti i loro antenati è un segnale forte dell'attaccamento che c'è per questa terra trevisana, per questa terra veneta. Prossimo anno... La fermo un attimo, Presidente, perché ho il Vescovo che deve andare, però Eccellenza, un attimo, è una grande festa, però la riflessione nasce dal fatto che la Trevisani nel mondo è nata dall'intuizione di Don Canuto Toso, ma soprattutto del Vescovo di Treviso, e quindi la Chiesa ha una impronta molto importante in questa associazione. Sì, e l'ispirazione ideale, la fede in Dio e nell'umanità sono fondamenti anche di tutta la nostra emigrazione. Certo era la miseria, certo era la povertà, ma quelle sono state le molle, invece la forza che ha permesso di fare tutto questo muoversi coraggioso, onesto e leale è il grande sogno messo dentro nei nostri cuori dall'amore di Dio, quel sogno di felicità e di poterci prendere di cura di noi e dei nostri cari, e questa è la grande molla che fa in modo che poi queste persone si sentano unite. Non sono le condizioni materiali, sono importanti, certo che sono importanti, ma quello che conta davvero è questa ispirazione del cuore, questo voler bene, questo amare, questo prendersi cura. Ecco, e prendersi cura sono stati per primi i cappellani che i vescovi di Treviso hanno mandato insieme agli emigranti e i loro racconti a Rio Grande do Sul, in Brasile, in Argentina, la fede e soprattutto il parroco, il punto di riferimento nelle difficoltà, nella malattia, nel bisogno. Io spero che anche nelle mutate condizioni riusciamo a fare in modo che la Chiesa, che l'esperienza di comunità nel Signore possa essere casa per tante persone, e se sono i sacerdoti, ma se sono i laici, se sono i religiosi, dobbiamo solo dire un grazie a quelli che per amor di Dio, per passione del popolo si sono messi in cammino pellegrini con gli altri e hanno fatto in modo che la vita regnasse, che la vita fosse degna ovunque per tutti. Grazie Eccellenza, la lascio alle fotografie. Grazie. Sì, lei da dove viene? Io vengo da Marino di Piave e io però, mio papà è morto a Massinello. Sono la signora Piccini. Ecco, qui invece abbiamo il racconto di una storia tremenda, che sono i nostri trevigiani, i nostri veneti, che sono stati scambiati per il carbone belga, belga sì, alla fine della seconda guerra mondiale. Guardi che io ero col mio papà in Belgio, sono stata 8 anni, mio papà è morto al Bois du Casier a Massinello. E però l'hanno ritrovato dopo 16 mesi, l'abbiamo portato qua a Marino. Ecco, l'emigrazione per lei che cosa ha significato? Ma guardi, io non posso dire, ci chiamavano Macaroni, abitavo nelle baracche al San Saint-Nicolas. Questo signore anche lei? Venga. Ma dov'è che io abitava? Ho di amici che hanno perso il papà
perché avevo 8 anni, ma mi ricordo come oggi. E mio papà aveva lavorato in questa miniera. E suo papà da dove veniva? Da Grespano del Grappa, ma già emigrato nel 1927. Il suo cognome? Colombana Bruno. Ecco, allora Colombana, Bruno, sì. Dia un saluto a tutti i Colombana di Grespano del Grappa che la stanno guardando. Vi saluto tutti e spero rivedersi un giorno a una bella festa a Grespano. Ecco, questa è l'emigrazione, è il dolore, ma è anche il sorriso di persone che qui si ritrovano le proprie radici. Grazie della vostra testimonianza. Lo so che hanno fatto un museo, grazie. Adesso noi dobbiamo continuare a raccontare questa nostra storia. Adesso arrivo anche perché ognuno vuole raccontare la sua, e quindi però noi vogliamo anche andare a incontrare qualche sindaco. E allora abbiamo il sindaco di Fontanelle. Sindaco, so che voi state per andare perché è il momento del pranzo, però per un sindaco cosa significa accompagnare non solo i cittadini di qua, ma anche i cittadini di là che qui tornano alle proprie origini? Beh, la giornata è stata davvero emozionante perché vedere tanta gente, e molti dei quali sicuramente hanno vissuto l'esperienza dell'emigrare all'estero, è appunto una bella emozione, quindi una bella giornata. Una giornata da applaudire, da esserci e presenziare proprio per ringraziare queste persone di quanto hanno dato quando sono andate all'estero, perché se oggi all'estero anche i trevisani, i veneti sono visti e considerati bene, sicuramente grazie a quello che loro hanno dato, quindi il loro lavoro, i loro valori, quindi importante applaudirli. E soprattutto è importante applaudirli perché siano un esempio, siano guardati come esempio da coloro, i giovani in particolare, che lasciano la nostra terra per motivi di studio in modo particolare per andare all'estero, quindi portino lì quella che è la nostra terra e nel cuore tengano sempre la patria. Senta, ma quando torna un emigrante e viene a rivedere la terra, la prima cosa le chiede? Ma un po' di rivivere quella che è la comunità, quindi portano la loro esperienza, portano quello che hanno vissuto lì, ma soprattutto vogliono riprendersi lo spazio e quindi rivivere le nostre tradizioni, la nostra comunità. Poi ci sono molti giovani, adesso ci sono dei fondi per far tornare anche i giovani delle generazioni successive per rivedere, risentire, rinsaldare le proprie origini. Cosa possiamo offrire noi a questi giovani? Abbiamo bisogno che tornino perché portino quello che hanno vissuto all'estero, lo portino appunto anche qui per rendere ancora più bella quella che è la nostra terra, quella che è la nostra cultura e le nostre tradizioni. Quindi ben venga il loro ritorno, noi come amministrazioni siamo pronte assolutamente a riceverli. Grazie Marina Sessolo, continuiamo perché a questo punto abbiamo il sindaco di Treviso, nonché il presidente di ANCI Veneto, Mario Conte. Sindaco, presidente, lei nel suo discorso ha detto grazie per quello che state facendo all'estero, ma grazie anche per l'esempio che state portando qui da noi, perché forse noi abbiamo dimenticato dei valori che invece voi avete ancora. Diciamo che questo periodo storico è caratterizzato, ce lo diciamo molte volte tra di noi, da una crisi soprattutto valoriale, e questi valori invece non li hanno persi quei trevisani che sono andati invece a vivere in altre parti del mondo, magari anche a migliaia di chilometri, però tengono nel cuore quella trevisanità che viene richiamata proprio nell'inno. Ecco, io credo che proprio ispirandoci a loro, vivendoli con tutte le possibilità che abbiamo, sia di comunicazione, sia proprio passando del tempo con loro, dobbiamo recuperare quei valori di trevigianità, quel legame con la nostra terra, alle nostre tradizioni, perché è evidente che quei valori hanno fatto grande questa terra e noi oggi dobbiamo davvero aggrapparci a questi valori che sono valori importanti di impegno, di sacrificio, di solidarietà, di fratellanza, che poi erano anche quei valori che richiamava sempre Don Canuto Toso. Ecco appunto, Don Canuto Toso, diciamo così, il referente della Chiesa, la Chiesa che per prima ha avuto l'intuizione di creare un legame con gli emigranti, però adesso i tempi sono cambiati, internet sta avvicinando, noi stessi siamo andati, grazie allo streaming video, in tutto il mondo, abbiamo dato la celebrazione della Santa Messa e tutta la celebrazione a chiunque poteva vederlo in tutto il mondo. Cos'è che comunque vale all'interno di questa organizzazione? Cioè qual è il legame in un momento della globalizzazione che fa sì che i trevisani del mondo siano ancora importanti? Ma diciamo che il digitale e i media, che oggi sono uno strumento fondamentale soprattutto per accorciare le distanze, però rischiano di privarci delle emozioni, quelle emozioni che invece si vivono davvero forti in queste celebrazioni, dove siamo tutti convocati qui in Cansiglio per passare insieme
una giornata, poi ognuno tornerà nel proprio paese, nella propria città, però oggi veniamo qui a condividere delle emozioni. Ho visto tanti occhi brillare con le lacrime, e quelle lacrime fanno fatica a uscire se comunichiamo soltanto via internet o se ci scriviamo via telefonino. Allora l'appello che faccio è quello di rafforzare i legami, quelli veri, quelli sinceri, e soprattutto di tendere la mano, perché stiamo vivendo un periodo dove c'è chi parte ma c'è anche chi arriva, e dobbiamo far tesoro di quello che è stata la storia della nostra comunità, proprio per non commettere gli errori del passato. Ecco, prima intervistando una signora che da bambina è arrivata a Marcinelle, diceva: noi vivevamo nelle baracche in condizioni veramente ignobili. È un segnale per dire: chi viene qui adesso da immigrato e viene con tutte le regole deve essere sostenuto e inserito nella nostra società. Ma io credo che la parola chiave sia dignità, dignità che deve essere data a coloro che scappano da delle situazioni decisamente più complicate delle nostre, e la stessa dignità che noi chiediamo per quei giovani che oggi scelgono di andare a vivere delle esperienze in altri paesi del mondo. Quindi è un dare e un avere, però la parola dignità deve essere al centro dell'agenda politica e anche dei valori proprio della quotidianità dei nostri cittadini. La formazione però è altrettanto importante, perché chi arriva qui molto spesso per inserirsi deve imparare un mestiere, deve imparare una lingua, soprattutto deve imparare le nostre regole, quelle che ad esempio noi abbiamo imparato andando in Svizzera, e se non conoscevi le regole in Svizzera non entravi. Sì, e ci vuole tanto rispetto, perché all'interno della parola rispetto si racchiudono proprio queste cose che hai appena citato, dalla formazione al rispetto delle usanze, delle regioni, delle culture, e entrare in punta di piedi nelle varie comunità, orgogliosi di dimostrare chi siamo, ma senza la volontà di prevaricare nessuno. Stessa cosa deve avvenire quando altre persone vengono nei nostri territori, consapevoli che troveranno una comunità che li accoglierà a braccia aperte nel momento in cui ci sarà rispetto. Grazie Sindaco, noi proseguiamo nella nostra diretta, se mi lasci la linea Marta, perché è giunto il momento di sentire qualcuno che viene dalle bonifiche. Voi venite da Latina? Se lui è presidente. Beh, il presidente l'abbiamo già sentito, ma io voglio sentire anche loro. Senta, voi siete gli immigrati della porta accanto, nel senso che non dovevate fare un oceano per tornare a casa, non dovevate fare neanche un mare, bastava prendere l'autostrada del Sole. No, hanno preso la tradotto, quella autostrada. Quando è che è sceso giù? L'8 dicembre, sono partiti il 7 dicembre del 33 e sono arrivati l'8. Ma Monte Rivenza. Sì, ma dove? Latina, Littoria? No, Cisterna di Latina. Cisterna di Latina. E poi il Borgo Bensizza sono arrivati. Ecco. Alle 10:30 dell'8 dicembre. Senta, è vero che quando avete trovato la casa, hanno trovato la casa, hanno trovato un sacco con un po' di frumento, una pala, un piccone e basta. Pioveva da morire. Mio papà ha fatto il giro del podere per dare un'occhiata, talmente era 20 centimetri d'acqua che è finita dentro la buca della caccia. E questo è stato l'inizio, però è vero che noi trevigiani, noi veneti, lì in questo momento abbiamo anche preso quei poderi che altri hanno lasciato, li abbiamo addirittura riscattati e abbiamo fatto un'economia. Ma certo, e hanno, diciamo, come sono arrivati, hanno preso pure spavento, perché non c'era una pianta, non c'era niente, solo i poderi. Allora vengo anche dall'altra parte, perché voi dovete sapere che è vero che noi parliamo di emigrazione di Rio Grande do Sul, è vero che noi parliamo di emigrazione in Argentina, di schiavitù, però dobbiamo parlare anche di queste persone perché la bonifica dell'Agropontino è stata fatta a suon di tritolo, perché anche lì c'erano sequoie, c'erano piante enormi, insomma vale la pena farsi un giro nella zona per zanzare. D'altra parte la bonifica è stata fatta da tantissimi provenienti dal Rodigino, perché si diceva erano più resistenti alla malaria, insomma condizioni davvero importanti, ma anche il riscatto, perché poi quando veniva assegnato il podere dell'ONC, l'Opera Nazionale Combattenti, e se avete occasione andate a fare un giro, perché bisogna toccare con mano queste situazioni, si capisce quanta energia ci hanno messo i nostri a cattar fortuna proprio vicino a casa. Certo. Lei cos'è? Io sono di origine di Cisterna di Latina. Però a Borgoflora, comune di Cisterna, abbiamo fatto il monumento nazionale del bonificatore, proprio nel borgo, perciò invito tutti quanti quelli che possono seguirci a venire a visitare quel luogo, perché si vede veramente un uomo che sta alto 3 metri di bronzo, che sta uccidendo una zanzara, per quanto erano enormi. Cioè, la malaria ha distrutto migliaia di persone, non si sa quante persone sono morte per fare quella bonifica.
Grazie, però per l'ultima parola la facciamo con il presidente della sezione di Latina Trevisani nel mondo, perché dimostriamo che anche a Latina si parla in trevisano. E ciò che si parla veneto, parliamo tra fratelli, cugini, parliamo sempre veneto, e ormai è entrato nel nostro DNA, per cui quando se incontriamo si parla soltanto in veneto. Però lei è nato nel... Io sono nato a Latina, certo, mio padre è nato a Paese, Treviso, mia madre per un mese è nata giù a Latina, altrimenti sarebbe stata di Motto di Livenza, quindi mia nonna era incinta quando scese giù in Agropontino. E che cosa le hanno raccontato di quell'esperienza? Di una grossa sofferenza, cioè lasciare un paese strutturato per un qualcosa di nuovo dove c'erano soltanto strade perpendicolari senza alberi e tanto lavoro, chiaramente lo sconforto. Molti sono anche tornati indietro all'epoca perché non hanno retto questo carico. Chi è rimasto invece è riuscito a costruire quello di cui noi oggi usufruiamo, quindi questo benessere, di questo territorio così bello, perché è bello. Ecco, per voi a distanza di 50 anni dalla fondazione cosa è la Trevisani nel mondo? È uno spirito di appartenenza, è un qualcosa che aggrega, che ci fa stare sempre in collegamento e sapere che nelle altre parti del mondo esistono persone che hanno questo grosso attaccamento proprio alla terra natia, chiaramente ci fa sentire ancora più orgogliosi di questa appartenenza, perché chiaramente 50 anni sono tanti, questo tessuto che si è così venuto a creare chiaramente crea una famiglia molto ampia, molto vasta, che ci rende veramente orgogliosi. Allora l'appello è quello di venire giù a Latina a capire la nostra immigrazione, un giro va fatto anche al Museo delle Orme, giusto? Il Museo Piana delle Orme, il Museo della Terra Pontina, sì, abbiamo diversi musei. Andate a vedere il Museo delle Orme, perché lì non solo c'è la bonifica, tutta la storia della bonifica, con trattori della Garelli enormi costruiti apposta per bonificare, con cavi d'acciaio enormi che venivano tirati per chilometri e poi con un colpo di fucile correre per tirar su le radici e quant'altro a distanza. Ma poi anche perché ci sono altre due sezioni, una con i giocattoli storici da prima dell'Ottocento in poi, e una terza invece molto bella per chi è appassionato di guerra, di azioni belliche, perché tra l'altro ci sono tutti i mezzi che vengono utilizzati da Cinecittà per i film. Ho studiato bene la parte. Molto bene. Grazie. Venivano assegnati da un combattente Vittorio Veneto con le unità lavorative, più figli erano, più il potere era grande, no? Non come adesso. Qua mi fermo. Ecco, va bene. No, ma è giusto dire anche questo, perché è vero, l'assegnazione era data in base ai mutilati, agli invalidi, ai figli di caduti, insomma c'era una graduatoria per l'assegnazione. Perché? Perché la risposta che veniva data e doveva essere data ai soldati che hanno combattuto qui sul Cansiglio, sul Piave e sul Grappa era quella di potergli dare poi il futuro con un pezzo di terra. Ecco perché c'è stata la bonifica. Grazie anche per questa puntualizzazione. Qui invece abbiamo un emigrato che è venuto in Veneto e nella Marca Trevisana, è diventato sindaco e adesso saluta e accompagna gli emigranti. Come si è sentito in questa tripla veste? Buongiorno intanto a tutti i trevigiani nel mondo che ci seguono dappertutto, penso oggi. Per me non è la prima esperienza qui su questa bellissima Piana del Cansiglio, e oggi è la mia 11ª edizione e sono felice e onorato di rappresentare la mia comunità, gli arcadesi, e di essere in mezzo a tutti questi rappresentanti della migrazione nel mondo. Devo dire che le parole che qualcuno ha detto prima, ci si sente più trevisani e più italiani fuori e non essere orgogliosi di esserlo qui a casa, quindi dobbiamo ritrovare veramente, grazie a chi ci dà appunto un esempio bellissimo come il vostro, di sentirci veramente molto più orgogliosi. Anch'io mi sento oggi, le mie radici natali sono in quel sotto l'Etna in Sicilia, ma io sono qui da quasi 44 anni e mi sento fieramente e orgogliosamente anche trevisano. Ecco, ma il segreto è quello di entrare nel tessuto delle comunità e entrarci non con prepotenza ma con umiltà. Lei ha fatto così? Credo che, penso che il nostro grande Lucio abbia toccato proprio il tasto giusto. Io sono arrivato con educazione, allora vestivo l'uniforme di cui io sono fiero di sentirmi ancora oggi, sono un carabiniere, ero carabiniere già allora, e quindi con educazione e con rispetto sono venuto in una terra che mi ha accolto, ma io non capivo ovviamente la lingua, perché il Veneto è una lingua che non è una roba che uno può capire facilmente. E dopo con un paio di dialetto parlo anche a me, magari mi fa sorridere la stanza, il trevisano non so come il vostro, però ho imparato chiaramente comunque con umiltà e educazione, ho capito i veneti come erano fatti, mi sono fatto conoscere rispettando chiaramente gli usi, i costumi e le consuetudini e le usanze che ci sono qui, e a mia volta mi sono appunto integrato e mi sento anch'io giustamente un trevisano. Ho sposato una donna
di queste terre, i miei figli sono le mie radici in questa terra e quindi vivere Trevigiani nel mondo è veramente comunque grazie per esistere, per portare l'orgoglio, l'italianità nel mondo e la trevigianità soprattutto. Ecco, però diciamo che da questa piana parte anche questo messaggio, e questo vale per l'immigrazione. Adesso si parla molto di accoglienza diffusa, di attenzione al territorio, di attenzione ai migranti, però i migranti quando arrivano devono capire quello che ha capito lei, che si entra non con prepotenza ma con umiltà e si cerca una propria collocazione, perché spazio ce n'è per tutti qui. Bene, allora io sono migrante dalla Sicilia qui, ma io ho dei miei zii paterni che sono da parecchi anni, ormai da più di 50 anni, vivono in Francia, e quando sono arrivati con educazione, con modestia e con in punta di piedi. Ecco, noi vorremmo che chi viene qui venisse con questo spirito, che è lo spirito che da sempre ha contraddistinto gli italiani, che usciti dall'Italia sono andati all'estero. Allora non era come oggi, qualcuno ha detto prima, non c'era l'accoglienza che oggi noi riserviamo a molti che vengono da oltre il Mediterraneo, non solo, ma vorremmo che quando entrano a far parte del nostro tessuto sociale rispettassero anche noi, le nostre usanze, le nostre credenze soprattutto comunque, e che fossero rispettosi soprattutto di quello che noi diamo loro come opportunità. Mentre invece moltissimi vediamo che vengono qui, pensano di trovare forse non solo l'Eldorado, ma vengono con l'idea di derubarci, di saccheggiarci, di violentare le nostre donne e molte volte comunque di fare anche cose ancora più aberranti. Ecco, noi questa tua immigrazione non l'abbiamo mai fatta, non siamo questo, e questo ovviamente chiaramente io da sindaco non lo voglio. Grazie al sindaco, nonché diciamo uno dei personaggi della marca trevigiana, Domenico Presti. Presidente, andiamo a vedere dove c'è l'altra parte della festa. Certo. Allora mi prendo sotto braccio il Presidente e tracciamo insieme così un bilancio. Prima l'ho lasciata perché il Vescovo poi doveva scappare, quindi di conseguenza ho dovuto così glissare un attimo. Però traiamo un po' il punto della situazione di questa giornata. I messaggi sono stati importanti, quello per le nuove generazioni di venire qui anche solamente per vedere soprattutto le proprie origini, ma anche il fatto che noi quando siamo stati migranti abbiamo rispettato le regole, e quindi sono quelle cose che noi ci aspetteremo da chi adesso viene qui a darci una mano. Beh, sicuramente i discendenti dei nostri emigranti conoscono e applicano nei loro paesi le nostre regole di vita. Sono importanti anche le regole di vita oltre le leggi, perché chi ha appreso dalla sua famiglia e dai suoi genitori determinate norme di comportamento le applica in qualsiasi parte del mondo. Importante è l'educazione che viene data ai giovani. I giovani che ci chiedono di rientrare per visitare appunto i luoghi di partenza, loro conoscono quelle regole, quindi sicuramente non verranno in Italia a creare problemi a chi vive in Italia ora. Ecco, come possiamo invece noi insegnare le nostre regole, quelle che abbiamo imparato nell'emigrazione, a chi arriva invece dall'Africa, scappa da delle guerre, scappa dalla fame, come del resto siamo scappati anche noi nei tempi in cui andavamo a cattare fortuna. Lì abbiamo un problema che è un problema di integrazione, perché poi divide le comunità. Da una parte c'è chi dice bisogna fare l'accoglienza diffusa, c'è chi dice invece no, bisogna mandarli a casa. Come possiamo uscirne da Presidente della Trevigiani che conosce e tocca l'immigrazione e l'immigrazione nostra? Ma dire li mandiamo a casa credo sia una cosa impossibile da attuare. Noi dobbiamo percorrere due strade. Una è quella di evitare che arrivino nei nostri paesi, creando le condizioni nei loro paesi perché possano vivere in maniera dignitosa. La seconda strada è quella di facilitare l'integrazione per chi arriva, perché molti arrivano in Italia considerando il nostro paese una terra di passaggio e quindi restano qua temporaneamente. Altri vengono perché vanno alla ricerca di lavoro. Noi abbiamo tantissime aziende nel nostro territorio che stanno lanciando delle iniziative, anche le associazioni di categoria, che credo siano importanti. Loro hanno bisogno di manodopera e quindi le aziende stesse devono intervenire per facilitare l'integrazione. L'integrazione come si può facilitare? Allora, dando possibilità di lavorare, possibilità di alloggio, possibilità di vivere in maniera dignitosa. Chi si integra nel nostro
sistema di vita e ne assorbe le regole e sicuramente non creerà problemi al nostro territorio. Grazie Presidente, adesso io volevo sentire Marta Marangon, la lascio perché la stanno aspettando per il pranzo, volevo sentire Marta Marangon, se posso Marta andare avanti ancora un po' perché adesso è il momento del pranzo, devo un attimo capire se lo zaino regge. Allora, cosa Lucio, mi dici Marta? Posso andare avanti così, ancora Lucio, un po'? Io adesso ti saluto, ho già in collegamento il nostro prossimo ospite, tu intanto fai quello che devi fare, le verifiche del test spostandoti nell'area appunto dove sta continuando la festa e poi ci ricolleghiamo più avanti nel corso del telegiornale. Grazie davvero intanto per questo bel collegamento da Pian del Cansiglio, grazie intanto a Lucio Zanato e a Nicoletta Rizzetto. Torneremo dunque più tardi a ricollegarci con la Piana del Cansiglio dove appunto avete visto è in corso la grande festa per i 50 anni della Trevisani nel mondo. Io vedo appunto che si è collegata la nostra prossima ospite, ringrazio per essere con noi Marina Montedoro, presidente dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco Conegliano e Valdobbiadene. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi. Allora, dal Cansiglio insomma scendiamo di un po' per andare sulle meravigliose colline patrimonio UNESCO che a quanto pare dagli ultimi dati sono sempre più apprezzate dal turismo italiano ed anche straniero. Come sta andando innanzitutto, Presidente? Sì, buongiorno a tutti e grazie. Beh, come dice lei, sta andando sicuramente bene questo inizio di stagione estiva. I dati ci confortano in modo molto positivo, registriamo un più 40% di presenze straniere. Questo significa che le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono molto apprezzate oggi non soltanto dagli italiani, dai veneti, ma anche dagli stranieri. E registriamo ancora un incremento nel numero di presenze rispetto all'anno prima del Covid e lo sappiamo, nel 2022 siamo stati l'unica destinazione turistica in Veneto che ha segnato un più rispetto al 2019, per cui assolutamente felici dei risultati che stiamo ottenendo. Ecco, quindi insomma le colline attirano sempre di più i turisti, soprattutto gli stranieri che stanno apprezzando quindi sia le eccellenze enogastronomiche sia quelle paesaggistiche. Peraltro l'associazione che lei presiede ha vinto un bando, no, recentemente dedicato proprio ai siti UNESCO che consentirà quindi di implementare ulteriormente quella che è l'offerta e quelli che sono gli interventi che verranno realizzati prossimamente proprio per valorizzare ancora di più questi luoghi. Che cosa avete in programma? Sì, si tratta del bando Enit, come dice lei, e io ringrazio perché l'abbiamo vinto anche perché stiamo collaborando tantissimo con le amministrazioni comunali delle città che fanno parte della zona UNESCO e quindi penso in particolare ad IPA e al sindaco Soldan. Ci torna molto utile perché questo bando ci consente di partire con l'autunno con un'iniziativa che da un po' di tempo desideriamo realizzare ed è quella di fare una mostra itinerante internazionale con il National Geographic, che rappresenta chiaramente a livello internazionale una firma molto importante. Inizieremo dalla Germania proprio perché i turisti che vengono sulle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene in primis sono turisti tedeschi e in realtà poi proseguiremo in quelli che sono gli altri paesi che sono da cui provengono i turisti che arrivano sulle nostre colline. Perché? Perché vogliamo raccontare tramite delle immagini molto emozionanti e avremo appunto un fotografo del National Geographic che verrà a immortalare quelle che sono
in assoluto le zone iconiche delle nostre colline, per raccontare un paesaggio che poi verrà chiaramente vissuto dal turista quando arriverà in loco. Ecco, cos'è che piace di più delle colline? Il paesaggio, l'eccellenza enogastronomica, l'accoglienza, la tranquillità, i percorsi, perché poi parleremo anche, no? Adesso sta arrivando anche una fetta di turisti sportivi, diciamo, quindi c'è stata l'inaugurazione del cammino UNESCO, c'è tutto il discorso delle biciclette, no? Quindi anche questo aspetto sta prendendo sempre più piede. Sì, io direi che ciò che piace delle colline è un po' tutto quello che le colline sono in grado di offrire. È chiaro che quando si parla di turismo lento, ed è quello delle nostre zone, intendiamo il turismo che cammina sui piedi, il turismo che cammina sulle ruote appunto, oppure a cavallo, quindi un turismo che vuole godersi il paesaggio e lo vuole fare con calma, con tranquillità e soprattutto in modo sostenibile. Chiaro che oltre al paesaggio, che è elemento caratterizzante perché è ciò che noi poi dobbiamo tutelare come patrimonio dell'umanità, c'è anche il resto, cioè tutta la parte enogastronomica che nei fatti rappresenta un po' le radici e le tradizioni del Veneto, in questo caso dell'Alta Marca, e poi la presenza chiaramente anche di tantissimi insediamenti culturali, artistici. E quindi è evidente che più noi riusciamo a dare un'offerta completa al turista, dove ci sono da un lato i percorsi, lo stava ricordando lei, abbiamo inaugurato 2 o 3 settimane fa il cammino di 51 km, ci arrivano richieste da tantissime parti del mondo e l'altro ieri ci è arrivata la prima richiesta dall'Australia, per cui questo significa veramente che il cammino sta facendo il giro del mondo e ci fa molto piacere, quindi aspetteremo con ansia questa turista che dovrebbe arrivare in autunno per percorrere i 51 km e a questo poi chiaramente si aggiungono le iniziative come quella di ieri mattina del concerto all'alba che si è tenuto in questo caso a Sernaglia della Battaglia, quindi con lo sfondo delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, e abbiamo visto, ci aspettavamo una presenza non così importante, ma abbiamo avuto più di 2000 persone presenti dalle 6 di mattina che sono state ad ascoltare questo meraviglioso concerto diretto del maestro Diego Basso, esatto, sì. Esatto. E ne faremo degli altri, perché poi è evidente che da un punto di vista di emozione le colline devono emozionare ed è chiaro che lo possono fare nei 2 momenti più importanti della giornata, che sono l'alba e il tramonto quando si parla di musica, per cui anche le attività che stiamo realizzando come Città Veneta della Cultura 2023 ci porteranno sicuramente a regalare un po' un sogno, non soltanto ieri c'erano anche cittadini, non soltanto turisti. Certo, sì, si era un attimino interrotto il video ma è ripartito subito, quindi senz'altro c'è questa grande attrattività, no? Che attira persone appunto da tutto il mondo, addirittura dall'Australia. Sull'Australia ci sarebbe un discorso da fare per quanto riguarda il vino, ma insomma il prosecco, ma avremo altre sedi, insomma altri momenti nel quale parlare di questo. Per quanto riguarda invece la ricettività turistica, si è anche molto parlato di questo, dei posti letto che peraltro sono triplicati, mi corregga se sbaglio, no? nell'ultimo periodo. Quindi come si può come dire, coniugare questa richiesta sempre più alta di partecipazione a quelle che sono le bellezze del territorio, con un territorio comunque delicato e fragile come quello delle colline UNESCO, quanto accaduto a tanti altri luoghi o città d'arte del nostro territorio, senza voler scomodare Venezia, insomma sappiamo che sta creando qualche problema. Quindi come riuscire a coniugare questi due aspetti? Io credo che quello che stanno già facendo le amministrazioni comunali da un lato e i cittadini che offrono ospitalità, quindi accoglienza diffusa, sia un po' la risposta giusta a questa esigenza che abbiamo di accogliere il turista ma farlo in modo sostenibile, proprio perché siamo un patrimonio dell'umanità. Come diceva lei, abbiamo dei comuni dove addirittura si sono triplicati i posti letto, però attenzione, non stiamo parlando di grosse strutture che quindi vanno a impattare sul paesaggio, ma stiamo
parlando nella maggior parte dei casi di agriturismi, quindi di realtà che sono piccole e che soprattutto si integrano perfettamente in quello che è il paesaggio rurale che noi dobbiamo andare a tutelare. Per cui credo che la direzione tracciata sia quella giusta ed è positivo che ci sia tanto fermento. Noi poi come associazione, grazie al comitato scientifico, stiamo concludendo la schedatura di tutti gli edifici rurali di pregio che oggi si trovano sulle colline del Prosecco, ma che vanno risistemati, vanno riqualificati e che sicuramente sarebbero un'occasione unica da poter sfruttare anche in un'ottica di accoglienza diffusa, magari pensando insieme alla Regione a qualche bando che consenta chiaramente ai proprietari di questi fondi di poterli restaurare, ristrutturare in armonia col territorio, magari anche attraverso dei contributi, perché è chiaro che questo ci consente non soltanto di aiutare il cittadino che magari ha lì un edificio rurale da 100 anni da sistemare, ma anche di regalare appunto alle colline del Prosecco una veste nuova e che sia chiaramente rispettosa di quelli che sono i dettami anche della sostenibilità e che dobbiamo chiaramente continuare a rispettare anche nei prossimi anni. Ecco, per quanto riguarda il turismo cosiddetto plein air, anche questo è un settore che sta particolarmente, diciamo, tirando in questo periodo, quindi quello soprattutto dei giovani, ma non solo, moltissimi anche gli stranieri che magari con il camper, la tenda, quindi un turismo all'aria aperta, vogliono godere delle bellezze del territorio. Si sta in qualche modo, diciamo, procedendo anche in questo senso, visto che effettivamente la zona si presta particolarmente bene ad accogliere anche questo tipo di turismo, che spesso anche è abbinato allo sport, alla bicicletta, soprattutto agli appassionati di cammino. Sì, assolutamente, anche questo diventa una parte, diciamo, di quello che è il turismo sostenibile che noi cerchiamo di portare sulle colline. Allo stato attuale devo dire che le presenze sono sicuramente di più nelle strutture a disposizione, quindi bed and breakfast piuttosto che agriturismi, però anche questo sicuramente è un filone da attenzionare e verso il quale, soprattutto nei prossimi anni, in vista anche, io direi, delle Olimpiadi 2026, su cui dovremo assolutamente focalizzarci per consentire di dare i giusti servizi anche appunto a chi soprattutto dall'estero si presenta appunto con quello che viene definito appunto il turismo a plein air. Sì. Ecco, un'ultima domanda volevo farle, Presidente, relativamente a una questione che purtroppo gli eventi meteorologici delle ultime settimane hanno evidenziato, quella appunto di questi eventi estremi caratterizzati da grandinate, come purtroppo abbiamo visto, che hanno coinvolto anche l'area delle colline del Prosecco. Diversi agricoltori chiedono di poter utilizzare i teli antigrandine, i cannoni antigrandine, quindi dei sistemi che consentano di preservare i vigneti da questi eventi estremi. Come anche in questo caso si può conciliare appunto l'esigenza degli agricoltori con quello che è il paesaggio UNESCO? Ma guardi, io partirei dal dire subito che per fortuna abbiamo i viticoltori eroici, perché io lo dico sempre, la manutenzione di quel territorio noi la dobbiamo sicuramente alla passione e al lavoro che ogni giorno loro mettono in campo. È evidente che non possiamo purtroppo contrastare quelli che sono eventi climatici avversi e di particolare entità e intensità come quelli che ci sono stati nelle ultime 2 settimane e che hanno colpito anche le colline, lo abbiamo visto. È chiaro che gli strumenti a disposizione sono quelli che conosciamo, sono quelli che l'agricoltura ci mette a disposizione. È evidente che in situazioni come quelle che si sono verificate anche a inizio di questa settimana c'è poco da fare. Quello che c'è da fare semplicemente è rimboccarsi le maniche, e l'abbiamo visto perché noi abbiamo visto tante immagini di nostri viticoltori sulle colline che hanno veramente, dimostrando quanto amano le colline e il loro lavoro, hanno risistemato nell'arco di 24 ore situazioni che erano anche particolarmente disastrose e difficili. Quindi è evidente che poi
La regione giustamente è partita subito con lo stato di calamità già all'inizio della settimana. Sono purtroppo gli eventi calamitosi, come tutti gli eventi che possono essere assicurabili, non consentono chiaramente poi agli agricoltori di ricevere degli indennizi. Quello che si può fare è cercare magari di ristorarli e in questo momento soprattutto magari fare una moratoria su quelli che sono i mutui, i contributi eccetera, per dare loro un po' di respiro in attesa chiaramente di rivendere il prodotto e quindi di ritornare sul mercato con l'annata in corso. Incrociamo le dita, era un'annata meravigliosa, faremo la conta dei danni nelle prossime 2 settimane grazie ad Avepa e a Regione Veneto e vedremo esattamente qual è l'entità del danno. È chiaro che poi è una media, ci sono delle zone che sono state particolarmente colpite, altre che invece sono state salvate. Direi che quello che si fa è già il possibile, ripeto, in un'ottica di cambiamento climatico e di eventi climatici avversi particolari come quelli che ci sono stati. Certo, io la ringrazio davvero per essere stata con noi, le auguro una buona giornata e una buona domenica. Grazie davvero a Marina Montedoro, presidente dell'Associazione del Patrimonio Colline del Prosecco Conegliano Valdobbiadene. Grazie mille, buon lavoro. Noi ora con la cronaca, prima di tornare a ricollegarci con il nostro Lucio Zanato a Pian del Cansiglio, con la cronaca torniamo a Venezia perché abbiamo una notizia che ci arriva appunto dal veneziano, la leggiamo assieme sul sito online del Gazzettino. C'è stata una rissa e un accoltellamento tra stranieri in piazzale Roma poco prima dell'alba. 4 persone sono state ricoverate all'ospedale dell'Angelo, una è anche in gravi condizioni. Ed un altro fenomeno che sta allarmando già da parecchio tempo Venezia, soprattutto in questi momenti di grande afflusso di turisti, è quello delle borseggiatrici, dei borseggiatori. I carabinieri ieri hanno identificato una ventina di persone, tutte con precedenti penali per furto, ed hanno anche colto in flagrante 2 borseggiatrici che avevano appena rubato il portafogli ad un turista a Rialto. Vediamo. Sono state colte in flagranza nei pressi del ponte di Rialto, fermate dai carabinieri non appena con un movimento fulmineo erano riusciti a rubare il portafoglio dalla borsa di un'ignara turista. Le 2 borseggiatrici di origine bosniaca, entrambe minorenni ed entrambe con precedenti specifici, sono state condotte in caserma e denunciate a piede libero per furto aggravato. Nella stessa mattinata di ieri, i controlli antiborseggio interforze coordinati dal nucleo operativo della Compagnia di Venezia, in collaborazione con la Polizia di Stato e la Polizia locale, hanno portato tra Piazzale Roma e il piazzale della stazione ferroviaria all'identificazione di una ventina di persone, tutte con svariati precedenti penali per furto e furto aggravato, e alla denuncia di 7 per violazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Venezia. Sono numeri che testimoniano la proliferazione di bande di borseggiatori e borseggiatrici che, secondo le forze dell'ordine, raggiungono quotidianamente Venezia dai vari campi rom della terraferma. Un fenomeno che in città viene contrastato con l'impiego di pattuglie di militari in abiti civili per individuare i possibili borseggiatori e di pattuglie in divisa per il controllo e l'eventuale accompagnamento in caserma per accertamenti. Attenzione ai borseggiatori, pay attention, pickpockets on board! Diventato anche grazie ai social e all'impegno dei cittadini non distratti un problema all'ordine del giorno, la cui eco ha superato i confini nazionali, la guerra al borseggio a Venezia è un'attività condotta con un impegno quotidiano che solo nell'ultimo mese ha portato i carabinieri ad identificare nelle zone di maggior afflusso turistico circa 50 persone con precedenti specifici. Tra queste 5 sono state arrestate in flagranza di reato, 6 denunciate a piede libero per furto e furto aggravato e 15 denunciate per violazione del foglio di via obbligatorio. L'avete sentito, dunque, partito da Venezia l'attenzione borseggiatori scandito dai cittadini non distratti per mettere in guardia dai ladri. È diventato un vero e proprio fenomeno internazionale. Il video degli allarmi lanciati da Monica Poli hanno fatto il giro del mondo. Vediamo. Attenzione borseggiatrici! Attenzione pickpocket! Pickpocket!
Attenzione pickpocket, attenzione borseggiatori. Decine di migliaia di persone ballano in Belgio sulla voce della veneziana Monica Poli, mixata dal disc jockey brasiliano Alok Akar Pérez Petrillo. Siamo al Tomorrowland, il più grande festival di musica elettronica europeo, ed è l'incredibile testimonianza di quanto sia diventato popolare nel mondo l'urlo di allerta della volontaria dei cittadini non distratti che a Venezia mette in guardia i turisti dai borseggiatori. Attenzione pickpockets! Ela grita isso in italiano. Armata di cellulare, Monica Poli smaschera e filma le decine di borseggiatori che imperversano a Venezia. Le sue pagine sui social contano milioni di visualizzazioni e centinaia di migliaia di followers. Di lei parlano giornali e telegiornali di mezzo mondo e ovunque impazzano i video con la sua voce. Attenzione pickpocket! Attenzione borseggiatori di Monica Poli è diventata anche metafora sportiva. A New York, per esempio, in un video del canale ufficiale dei Brooklyn Nets, squadra di basket che milita nella NBA, il massimo campionato professionistico statunitense. Attenzione pickpocket! Oppure a Los Angeles con i Superchargers, squadra di football americano della NFL. Attenzione borseggiatrici! In questa telenovela sudamericana, invece, l'attenzione pickpocket viene utilizzato da una ragazza per allontanare un uomo da un locale. Attenzione pickpocket! In Gran Bretagna, usando Autotune, un software che permette di modulare le voci fino a farle cantare, Duke e Jones, un duo di DJ e produttori musicali di Manchester, ha trasformato l'allerta di Monica Poli in una canzone. Attenzione borseggiatrici! Attenzione pickpocket! Probabilmente ancora meglio hanno fatto gli olandesi Your Dutch. Borseggiatrici! Attenzione pickpocket! Borseggiatrici! Attenzione! Nessuna campagna di informazione al mondo avrebbe potuto raggiungere i risultati che ha ottenuto l'attenzione pickpocket di Monica Poli, che a Venezia agiscano diverse bande di borseggiatori e oggi è un fatto conosciuto a livello internazionale. Pickpocket! Just for girl! Grazie signora! Primo bilancio dell'operazione Onda Zero, restiamo a Venezia, coordinata dalla Prefettura di Venezia sulla regolarità dei mezzi e sul rispetto della velocità nei canali. Per il primo mese di attività sono stati impiegati complessivamente 70 mezzi e 176 operatori con 325 unità fermate e controllate, 332 adulti e 47 minori identificati, 66 violazioni amministrative. I controlli hanno riguardato principalmente il diporto ed il servizio pubblico non di linea come taxi, acquei e Gran Turismo, oltre ad altre unità adibite al trasporto merci. Andiamo ora a Padova, dove è stato messo a segno ieri un maxi furto ai danni di un'azienda che produce borse di lusso, ben 7 i mezzi utilizzati, un vero e proprio assalto messo in atto dal comando. Sentiamo. Un assalto in piena regola, come nei film. Un comando di 11 uomini ha svaligiato nella notte tra giovedì e venerdì la ditta CNT Pelletterie Bergamasco di Pernumia, un'azienda molto nota che produce borse per marchi di lusso. I malviventi, tutti vestiti con tute bianche, sono entrati in azione alle 3:40 di notte. Hanno usato 6 mezzi rubati in una concessionaria del posto e il furgone rubato al panettiere del paese. Con 2 auto hanno sbarrato la via d'ingresso del comune, altre 2 auto invece quella in uscita. Altri 3 mezzi sono stati utilizzati per il colpo. Con una Giulietta nera hanno sfondato il cancello d'entrata e poi il portone del magazzino, un boato. La razzia in 3 minuti appena. Il 73enne, titolare dell'azienda, sentendo l'allarme, è uscito e per poco non veniva investito dall'auto in fuga dei ladri, auto che hanno abbandonato poco lontano. Un bottino di svariate centinaia di migliaia di euro che ora la famiglia Bergamasco sta cercando di stimare. Prima di compiere il furto, i ladri hanno anche tagliato le gomme di tutte le auto parcheggiate all'interno dell'azienda per evitare che qualcuno potesse seguirli. Sul posto i carabinieri della compagnia di Abano Terme per i rilievi. Sono già state acquisite le immagini di videosorveglianza dell'azienda e quelle del paese. Dalla rapidità e dal modo chirurgico in cui hanno agito sembra essere una banda di professionisti specializzati in furti su commissione. La desolazione e la preoccupazione della famiglia Bergamasco, che già in passato nel 2018 era stata vittima di un'altra razzia, quella volta all'interno dello showroom in cui espongono le borse di loro produzione.
Ed ora torniamo a Pian del Cansiglio con il nostro Lucio Zanato che sta seguendo appunto la festa per i 50 anni della Trevisani nel mondo. A te Lucio. Grazie Marta, era per dirvi, no, che diciamo l'esperimento è riuscito, nel senso che oggi abbiamo fatto il collegamento ovviamente in linea con la televisione, però grazie alle nuove tecnologie, allo streaming video, c'è chi si è visto dove? Sua figlia? In Australia mia figlia mi ha mandato un WhatsApp message e mi ha scritto: "Hello, I saw you were on TV too yesterday and I'm so anxious, so excited." Che in Australia... In Veneto cosa vuol dire? Sono così contenta. Sono contenta Maria che in Copertano, la sorella Australia, Gloria, che in Australia, tutta l'Australia vede e sa cosa che sono venuti qua a partecipare. I'm very excited. Grazie, grazie ancora, andate pure a mangiare perché adesso noi, Marta, vi facciamo vedere il gran finale. Allora, intanto devo venire dentro perché abbiamo, sì, adesso arrivo un secondo, diciamo questo è il momento di convenevoli, come vedete grande festa, però sono venuto qui perché dall'Argentina questa signora è venuta qui, il suo nome e il suo cognome? Veronica Favore. Ecco, suo nonno è partito per l'Argentina? Sì, mio nonno ha partito con San Martino all'Argentina nel 1950 bueno. Ecco, quanto tempo ci ha messo per tornare qua? Tempo 20 ore di viaggio. Però ne è valsa la pena? Vale la pena, sì, molto emozionata. Grazie, allora, siccome vi avevo preannunciato un gran finale, chiamo ancora una volta il Presidente, Franco Conte, venga qua. Allora, facciamo insieme questo annuncio. Signori, un po' di silenzio, grazie. Signori, un po' di silenzio, siamo in diretta su Antena 3 ma anche in streaming video in tutto il mondo. Allora, siccome ci stanno seguendo dall'Australia, ci stanno seguendo dall'Argentina, ci stanno seguendo dall'Argentina, ci stanno seguendo dal Canada, allora dal Pian del Cansiglio un saluto da tutti i trevisani nel mondo, via! Presidente, il massimo della soddisfazione? Credo di sì. Allora arrivederci al prossimo anno. Arrivederci. Arrivederci al prossimo anno con queste immagini e io ti restituisco la linea, Marta. Grazie ancora, arrivederci. Grazie a Lucio Zanato, Nicoletta Rizzetto per questi collegamenti nel corso appunto di tutta la mattinata. Abbiamo cominciato alle 10:30 seguendo i preparativi, la processione, poi abbiamo visto la Santa Messa, le interviste, ora la conclusione, insomma, con il momento conviviale per questa grande festa dei 50 anni della Trevisani nel mondo sul Pian del Cansiglio. Abbiamo ancora pochi minuti prima di chiudere questa edizione del nostro telegiornale. Vi do alcune notizie di cronaca che sono arrivate proprio in questi minuti in redazione. Una ci arriva dalla provincia di Treviso, dove la scorsa notte ignoti hanno messo a segno parecchi furti ed avere un vero e proprio raid ladresco, quello che è stato messo a segno tra i comuni di Preganziol, di Casale, di Paese e Carbonera. Non sappiamo ancora naturalmente se si tratti della stessa banda o meno. È stato utilizzato anche un flessibile per aprire le cassaforti delle abitazioni che erano appunto rimaste vuote perché i proprietari sono in vacanza. Nel servizio che vi facciamo vedere ora, dovremo avere ancora qualche istante, sentiamo quelli che sono i consigli della Polizia di Stato per prevenire appunto i furti in abitazione quando si parte per le ferie. Sentiamo. Tornare dalle vacanze e trovare la brutta sorpresa della casa svaligiata, purtroppo una cosa che capita spesso in estate. La città si svuota e le abitazioni possono essere facile bersaglio per i ladri. La Polizia di Stato per questo ha messo a punto un decalogo di consigli utili da seguire per prevenire i furti.
Innanzitutto assicurarsi prima di uscire dalle abitazioni di chiudere tutti gli infissi esterni, finestre, tapparelle e porte blindate, in particolar modo assicurarsi che siano chiuse tutte le mandate, in modo tale da evitare appunto che con un semplice strumento di una scheda telefonica o di una lastra malintenzionati possano intromettersi all'interno dell'abitazione. Meglio dotarsi anche di un sistema antifurto, anche la collaborazione tra vicini può essere utile. Altri consigli che possiamo dare: di lasciare lampade accese di basso consumo, radio o televisioni sempre brevi periodi. Se si tratta di un'assenza di lungo periodo, magari dotarsi di dispositivi automatici che ad intervalli di tempo possono essere accesi in modo tale da dimostrare una presenza costante all'interno dell'abitazione. Altro consiglio molto importante è di parlare con i vicini, informare i vicini dell'assenza dall'abitazione e sensibilizzare e soprattutto chiedere loro la disponibilità sia ad avere una copia delle chiavi sia a controllare quotidianamente la cassetta postale. Lasciare la cassetta piena di posta può attirare l'attenzione dei ladri. Prima di partire, fotografare oggetti di valore, se possibile non lasciare in casa troppi gioielli o somme di denaro e poi evitare di pubblicizzare troppo la partenza o i giorni in cui si è in vacanza. Un consiglio che diamo è quello di fare un uso moderato dei social, nel senso di evitare di condividere e pubblicare sui social network tutto ciò che possa attenere alla vacanza, quindi alle mete di viaggio, alla data di partenza, alla data di rientro, in modo tale che malintenzionati possono acquisire da queste informazioni elementi utili per individuare qual è il momento più appropriato per entrare all'interno dell'abitazione. Se si torna a casa e si trova la porta forzata o aperta, chiamare immediatamente le forze dell'ordine. E siamo al termine di questa prima edizione dei nostri telegiornali. Prima di lasciarvi alle previsioni del tempo con il nostro meteo, vi ricordo l'appuntamento con i grandi film di Antenna 3 subito dopo il telegiornale. Quest'oggi andrà in onda il film Foxcatcher, una storia americana, regia di Bennett Miller, con Steve Carell, Channing Tatum e Mark Ruffalo. Il ricco erede John Dupont, questa è la trama del film, assume due atleti vincitori di medaglie olimpiche allo scopo di addestrare una squadra di lottatori di wrestling, ma la paranoia ed il continuo sentimento di alienazione del magnate risultano essere una maledizione per il destino del team sportivo. Quindi potrete vedere questo film Foxcatcher, una storia americana, subito dopo il nostro telegiornale. Grazie dunque per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci, buon pomeriggio. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito. Benvenuti al meteo. Nella giornata di domenica 30 luglio, tempo buono, sia pure con la consueta instabilità pomeridiana. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto nelle prime ore della giornata si prospettano condizioni variabili con qualche residuo piovasco. Seguirà un rapido miglioramento già in mattinata, come ci mostra la grafica, ancora temporali verso sera sui rilievi. Temperature stazionarie, minime tra 14 e 21 gradi, massime invece comprese tra i 27 e i 32 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo rovesci sparsi, localmente abbondanti e discontinui. Sulle zone costiere maggiori spazi asciutti e soleggiati. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime sui 28-30 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto variabile con alcuni temporali, specie sui settori settentrionali, alternati a schiarite. Temperature minime intorno ai 18 gradi, massime sui 30-33 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito.